1361 sono le edizioni dell'antica fiera di Santa Lucia di Piave, ospitate nella Filanda tante attività. Noi siamo andati a vedere il banco di esposizione con i gustosi formaggi della latteria di Soligo. Diciamo che questa fiera millenaria che rappresenta nei secoli questo territorio, latteria di Soligo 1883, io credo che sia non dico un matrimonio, ma una presenza dovuta alla nostra su questa fiera. È piacevole vedere che questa storia millenaria che si trasmette negli anni e una latteria come la nostra, che comunque ha un'età, che si sposano e che tramandano quello che è il significato del territorio, perché questa è la cosa importante, il significato del territorio, esserci del territorio. Io vedo che la gente torna nella fiera di Santa Lucia perché rappresenta il territorio. Poi la fiera si sta ingrandendo sempre di più ed è giusto magari che un giorno diventi anche una fiera nazionale, però in questo momento no, la fiera rappresenta il territorio. Dal palco all'inaugurazione si è detto dei settori che vanno meglio, di quelli che hanno difficoltà, tra questi c'è anche quello lattiero-caseario. Quali sono le difficoltà maggiori di questo periodo, che forse sono degli ultimi anni? Diciamo che come sempre ci sono delle evoluzioni. Abbiamo visto il vino esplodere in una maniera che era anche impensabile, no? Nel 2005-2010. E vediamo un settore che era fiorente specialmente fino al 2005 su questo territorio avere sempre più problemi. La tristezza è quello che mi stringe il cuore, come questa mattina quando un giovane un giovane allevatore mi viene a trovare in allevamento, io ero ancora dentro, e mi dice: Presidente, non ce la faccio, devo chiudere il mio allevamento, l'azienda, con anche una quantità di latte significativa. Io credo che questa sia la cosa, quando un allevatore chiude, il territorio perde qualche cosa. Bisogna lavorare perché anche il settore zootecnico di questo territorio possa avere le soddisfazioni per poter continuare a produrre le eccellenze che poi abbiamo, perché senza latte non si producono queste eccellenze e non si tramanda neanche quello che è la storia di questo territorio. Bisogna avere gli allevatori, bisogna che gli allevatori siano nel territorio. Soldi in questo momento ce ne sono tanti, poi da che parte andranno io credo che sia veramente difficile, per quando che si sente parlare 110, a parte 4.0 che è un'agevolazione molto importante per la tecnologia e la meccanizzazione, però non basta avere le macchine in allevamento, ci vuole il reddito, le vacche mangiano tutti i giorni, bisogna produrre nei campi, le macchine per produrre ok aiutano, ma poi c'è veramente la produzione e la produzione costa tantissimo. Oggi abbiamo bisogno che da parte della grande distribuzione sia riconosciuta la fatica che stanno facendo gli allevatori e che il consumatore, quando vede un prodotto del territorio, allunghi la mano su quello, perché è lui che fa la differenza, è lui che fa la differenza per il territorio.